Che alla Reisa Viodi hai un'intervista con l'architetto Paolo De Rocco. Abbiamo fatto un'intervista sul paesaggio, quale che è l'importanza, il legame fra paesaggio, culture e lingue di un territorio. Con lui abbiamo fatto un percorso, dice che le è succeduto in Chiensky dal territorio furlan. Paolo De Rocco è un architetto conosciuto in Europa per i suoi lavori di recupero ambientale. La sua caratteristica è che di recuperare zone degradate mettendo dentro elementi caratteristici del paesaggio, che sono tipici dai paesi che si lava a fare questo recupero. La trasmissione è dedicata a lui perché non sa lasciare posmes fa. A lui che da lontano, 1985, mi ha insegnato qual è l'importanza del paesaggio e quali segni che dentro a un paesaggio è la cultura di un popolo che è in quel posto. L'abbiamo fatta proprio qua, in la zona che va di Meret di Tombe a Blessan, lì che si sta facendo il riordino fondiario. L'abbiamo fatto sotto dal più grande morar di fue che era in queste zone. Come non le nuie poi, è stato completamente cancellato, eliminato. Lavori che sono stati fatti dal Consorzio Bonifica e Idratagliamento, la superficie totale è di 650 ettari. Dai propositi aveva di essere un nuovo riordino, un riordino fondiario differente che sono stati fatti a Pantianins, a Flybank, ma questo non è capitato. Un'altra occasione perduta per il Friuli. Affinché fra Meret e Basilian, giusto sul confine, chi con l'architetto Paolo De Rocco, un che da anni ormai al seguisse i temi del paesaggio, da storie, da culture di un territorio che è il Friuli. A lui domandin c'è molto che è cambiato il paesaggio in chi si ha in ski dal nostro territorio. C'è stata una trasformazione profondissima. L'uomo ha sempre modificato il paesaggio, ma sono stati processi relativamente lenti, con sedimentazioni di tradizione, modi, no, di intervenire. A partire dal boom economico c'è stata una tale trasformazione, quasi esponenziale, velocissima, che si è caratterizzata come cancellazione, come vera e propria cancellazione di moltissimi aspetti importanti del paesaggio. Non so, se volessimo fare un esempio, magari con un richiamo di tipo letterario. Ippolito Nievo, nelle sue Confessioni di un italiano, parla di un particolare paesaggio friulano sulla riva destra del Tagliamento e poi, dopo un secolo, Pasolini parla dello stesso territorio, quasi rivisita Nievo, però il contesto è quello, in questo piccolo territorio che ha questa straordinaria avventura, questa sorte straordinaria, di entrare 2 volte nella grande letteratura italiana, nell'Ottocento con Ippolito Nievo e nel Novecento con Pierpaolo Pasolini. Il paesaggio di Nievo e il paesaggio di Pasolini sono molto più vicini, molto più simili, di quanto il paesaggio degli anni, dei romanzi, delle poesie, degli anni friulani di Pierpaolo Pasolini, rispetto a oggi, anche se sono passati molto meno anni, non so se mi spiego, cioè a dispetto delle soglie temporali. Ci sono state delle trasformazioni che corrispondono a secoli di trasformazione, di cancellazione.
E soprattutto si è perso un contatto con un modo di fare proprio del contesto, proprio della tradizione, cioè dei cambiamenti non graduali, un po' imposti dall'alto, dal mercato, da nuove esigenze. In questa cancellazione, a volte io mi sono chiesto, senza voler fare del psicologismo, se siano intervenuti dei fatti particolari. Io credo in una prima fase si sia distrutto e volontariamente distrutto, in quanto molti di questi segni appartenenti al paesaggio, appartenenti anche all'abitazione, ai borghi rurali, ricordavano una dura condizione passata. Quindi la demolizione per cancellare qualcosa che riguardava, se vogliamo, anche la miseria. Oggi queste motivazioni non ci sono assolutamente più. Ci sarebbe invece la necessità di salvaguardare quello che rimane, perché il paesaggio, in questo caso, il paesaggio friulano, appartiene alla tradizione friulana, almeno quanto la lingua friulana. Cioè non è pensabile un Friuli globalizzato, privo di alcuni segni. Il territorio, dunque i fossai, le piante, i morai di fue, la presenza di chiese romane, è un scheletro che tiene su tutta la cultura. Dicevo prima, qui ci troviamo di fronte, io sono stupito proprio perché non ci sono molte nell'alta pianura zone come questa. Cioè si è andati proprio a centrare qualcosa che così com'è ha un suo interesse, anche in rapporto alla visitabilità. E allora, a maggior ragione, insomma, se si vuole, perché mi parlavi di intenti anche così conservativi, d'avanguardia, allora perché non pensare anche al paesaggio? Una mancanza fondamentale che ho veduto è che si disegna la viabilità dei trattori, su che dopo magari che vanno a fare i rilievi, se esiste qualche boschetto che va proprio lì, magari si la sposta. Ma non è una visione dal reticolo, da vie, che hanno un segno storico. Beh, sul reticolo delle vie, al di là di quel che io non conosco, l'ho vista oggi questa realtà, anzi mi piacerebbe andarmela a vedere su quella carta formidabile che è la Kriegskarten, la carta da guerra austriaca fatta dopo il trattato di Campoformido, che è la prima carta moderna d'Europa, dove sono disegnate anche le siepi, le strade, i ponti a scopo militare, però è un documento formidabile. Ma parlare di strade, moltissimi segni di strade che noi consideriamo poco più di capezzagne, di tratturi, e tu poi scopri che sono strade medievali o strade romane, nel caso nel Friuli occidentale della via Postumia, sì, dove hai ancora l'Aggere rialzato, hai cose certamente da riproporre, sono segni di un'importanza, cioè, quelli che noi consideriamo a volte piccoli segni, se sono spiegati, assumono tutto un altro significato. Se tu vuoi inventare il mondo sulla misura dei terzisti che devono arare, allora quello è un altro discorso. No. Però per i terzisti ormai, se aumentano ancora queste macchine che usano, io credo nemmeno le piste d'aereo vanno bene. Guarda, veramente. Ma c'è valore ti ha un morale di fuoco così? Intanto l'hanno capito moltissimi il valore del gelso dal punto di vista simbolico. Tanto è vero che il gelso adesso è diventato un albero etnico che viene estirpato e venduto per essere messo in giardino. Altra cosa estremamente perversa, ma questo è un mondo dove tutto è in vendita, no? Si possono comprare pezzi di paesaggio rurale portoghese. Tu vuoi un melograno centenario? Te lo vendono. Vuoi un olivo millenario? Te lo vendono. Poi magari muore dopo 5-6 anni. Il gelso ha un buon mercato di vendita, va accudito, se no poi dopo si... Allora avevamo detto prima, il gelso è stato fortemente legato
all'economia di questo territorio. Io avrò la faccia da vecchio, però insomma, ripeto, non tantissimo, ma io da bambino negli anni 50 ricordo i Cavaliers, ricordo queste case di agricoltori dove tutti stavano svegli per dar da mangiare i bacchi anche di notte, il rumore del masticare, cioè il mondo del gelso era qualcosa, adesso uno che a 20 anni non ha assolutamente l'idea, ma è stato il sostentamento di un'economia per tantissimo tempo, quindi mettere in dubbio il significato del gelso. E poi nel caso specifico il nostro amico vivente che abbiamo alle spalle è un esemplare vetusto, bisogna aspettare quanto tempo per vederne uno così. Se noi lo piantiamo certamente non lo vediamo. Mi sembra quasi assurdo spiegare questo, cioè non puoi dirmi i gessi vanno tagliati perché non c'è più bisogno della foglia. A parte sulla foglia del bacco c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi spiegava un agronomo che oggi sarebbe impossibile produrre bacchi da seta in Friuli perché sono incompatibili con i trattamenti alla vite. Cioè il bacco, il bigazzo si nutre, mangia la foglia, però poi non fila, inibito da alcuni pesticidi utilizzati nei vigneti. C'è possibilità a TIA i nostri territori di tenere conto di il patrimonio che è il culturale? Si può dire secondo te separare lingue, paesaggi, siti archeologici o ha di essi e si scugne una visione unica? Beh, la separazione giova a chi distrugge, cioè c'è un insieme di valori che vanno. Anche la lingua è importantissima per capire i toponimi. Sai, un contadino una volta, un agricoltore, anche adesso, tra gli anziani, quelli che possono avere la mia età o qualche anno più di me, loro conoscono almeno una trentina di varietà di alberi e arbusti. E lo dicono in friulano. Oggi i giovani, c'erano 3 o 4 piante, le altre sono piante matte, quindi c'è un legame, no? La lingua poi nei toponimi è importantissima, no? Trovi un posto che si chiama Ovolet, guarda caso è una zona dove prevale l'acero campestre, o prevaleva l'acero campestre. Sì, adesso il discorso si farebbe molto lungo, però sono 2 elementi, lingua, come dicevo prima, e paesaggio, costitutivi della peculiarità di alcune comunità. Se tu da un lato fai sopravvivere in maniera artificiale la lingua italiana e distruggi il Friuli nella sua fisicità, ce lo fai diventare un'altra cosa, no? Che può essere uguale a una campagna che troviamo, non so, in zona di bonifica o altre, sì, così, allora enciclopedizziamo quello che abbiamo di reale. Io sono per il reale, non per il virtuale. Una lingua senza paesaggi è ormai morta. È un modo di ucciderla ancora di più, ma di uccidere anche altre cose. In quell'esperienza dei riordini degli anni '80, io ricordo le conversazioni con delle persone anziane veramente allibite dal fatto che usciti dall'ultima casa del paese, come si dice, non riconoscevano più il territorio della propria infanzia. Era come sparito tutto, come fosse arrivato un cataclisma. Cioè l'intorno, quello che era il territorio di vita, aveva preso altra forma, quella del riordino. Io ho conosciuto una volta un anziano agricoltore, parlo di diversi anni fa, molto attento alle sue siepi e aveva delle sue motivazioni, gli andava bene così per il legno, per questo, per quello, poi mi diceva tengono l'umidità, i nostri vecchi non erano stupidi, aveva una sua visione, il vento, e uno aveva capito tutto. Ed era letteralmente perseguitato dai confinanti perché anche lui si adeguasse agli altri tagliando tutta la vegetazione a confine, ma una vera persecuzione. E lui con una parola spiegava tutto. Sai cosa diceva? Diceva Dio Bes, non voleva bestemmiare, Dio denaro. Ecco, con questo Dio Bes forse si spiegano
tante cose avventate che si fanno, che però pagano le generazioni che vengono dopo, se non altro le privi di conoscere, di vedere, di vivere. Queste cose dove le vedono? Nelle enciclopedie, nei documentari. Avete anche la potenzialità di sviluppare che caratteristiche anche economiche che un territorio dà. Certamente, perché oggi gran parte, ma questo lo si sente anche nella valorizzazione del territorio, i prodotti tipici, della stessa Coldiretti spesso fa questi richiami al paesaggio, alla peculiarità di un territorio, alla necessità di valorizzare da un lato prodotti tipici e nel contempo la tipicità del luogo. Sai, è facile dirlo, però è difficile farlo, però operare su quel sentimento che gli inglesi chiamano the pride of place, l'orgoglio del luogo. Quando una piccola comunità è orgogliosa di quello che possiede, allora lo difende. Però bisogna che capisca che quello è importante, che non è banale, che la caratterizza, per rispondere appunto a quello che mi chiedevi prima, come la lingua, la caratterizza come la lingua. E gli dà anche quell'orgoglio, diciamo, di possedere alcune cose. E qui c'è la trasformazione culturale. E ci sarebbe anche l'humus, perché ci sono tantissime brave persone, volontari, pensiamo agli stessi alpini. Io mi sono trovato con gli alpini a restaurare, dal punto di vista paesaggistico, il sito della fontana di Vincheredo legato a Ippolito Nievo. Il lavoro ha fatto gli alpini. È importante però che queste cose vengano dirette, vengano capite. Non che i volontari, ma tu dici i volontari, lo dice la parola stessa, fanno quello che vogliono, no, allora se no viene fuori un'altra cosa. Ma su progetti precisi, di qualità, mostrabili anche all'esterno, anche a chi viene da fuori, si potrebbe fare molto, perché poi questi contesti hanno molte cose, però sono fragili. Bisognerebbe pensare ad una valorizzazione di quello che esiste. Ci sono anche cose formidabili. Penso ad esempio a questo resto di Magredo Evoluto, su cui ho seguito una tesi di laurea con un bravo ragazzo, che è il luogo dove è stato ucciso, o meglio è stato assalito, poi la tradizione dice che non è morto lì, è morto in un altro prato da queste parti, ma in realtà l'agguato avviene a San Giorgio della Reichenwälder. Ed è un luogo importantissimo per la storia friulana, no? In questo scontro tra Conte di Gorizia e il patriarca, con questa figura poi del patriarca Bentrando, che ha anche il ruolo di grande statista del Friuli, della nazionalità friulana. Lui di origine francese, viene dai Pirenei. Ed è un luogo che potrebbe essere, anche adesso è visitabile, ma potrebbe essere eccellentissimo. Ha una chiesa medievale e c'è poi questa vicenda legata alla storia del Friuli. L'intorno andrebbe salvaguardato e in effetti è uno spazio agricolo. Però nella redazione del piano urbanistico c'è scritto zona agricola con possibilità di insediamenti produttivi. E gli insediamenti produttivi sono tutto. Allora questa tesi cercava di costruire delle quinte per mascherare l'esterno, che è l'ultima spiaggia però delle quinte arboree, delle baulature. Sì. Però sono luoghi di importanza europea, noi abbiamo anche cose di questa importanza. E come costruendo degli itinerari anche su cose minori si potrebbe fortemente valorizzare il territorio, anche per la fruizione nel quotidiano della popolazione locale, perché non possiamo pensare al territorio agricolo solo come una piattaforma industriale dove produrre in una situazione poi oggi di grande difficoltà e questo richiederebbe ulteriori ragionamenti. Cioè, ci vuole una visione non miope, o perlomeno nuova, non si possono ripetere gli errori del passato, continuare così, perché è come una torta, mangia, non resta niente. I Friuli sono rimaste delle cose rispetto ad altre regioni perché c'era un'enorme ricchezza, perché il processo di trasformazione è avvenuto dopo, però poi alla fine ci riduciamo come nella pianura della provincia di Treviso, no? Dove
ormai gli spazi sono saturi. Non a caso uno dei più grandi geografi europei, Eugenio Turri, che è scomparso qualche anno fa, aveva scritto un saggio proprio intitolato Dalla Villa Veneta al Capannone. Per fare un esempio positivo, c'è in questo momento, anche perché se no diciamo, è tutto finito, è tutto perduto, serve a poco, serve anzi ad agevolare la fine. La fine. Però se tu che ti occupi di informazione, consentimi un suggerimento, secondo me un episodio virtuoso nella nostra regione è quanto sta facendo, questa volta molto coordinati, anche gli uffici regionali, a Flambro e Virco, dove sono riusciti ad agganciare un progetto LIFE con la comunità europea e dove ci sono alcuni agricoltori estremamente contenti di quello che si è fatto, che collaborano, e lì sarebbe interessante sentirli, vedere quello che è stato fatto. È un modello europeo dopo anni di distruzione del paesaggio di risorgiva. E io ho notato, parlando con della gente del posto, questo the pride of place, questo orgoglio di avere questa cosa. E questi sono processi importanti. Questa è la strada. Un esempio così vorresti essere applicato in che carreste? Sì, allora un'occasione di denaro come il riordino potrebbe essere formidabile per pensare all'agricoltura dei prossimi 30-40 anni, perché sennò non si giustifica la spesa. E nel contempo di fare in modo che sia tutto compatibile, anzi che diventi un elemento di valorizzazione del territorio, dove un territorio ancora visitabile, no? Che appartiene ancora alla comunità locale. E per chi viene da fuori magari capire che quel rilievo che mi hai mostrato prima era una villa rustica romana, che ci sono queste tracce, queste cose che non trovi da altre parti. Le cose possono essere anche segnalate, eccetera, poi ci possono essere modi diversi di fare. Io credo, si può pensare al mais in eterno, al soia in eterno, quando altri paesi la producono a prezzo molto più basso. Non è quello, credo questo lo sa benissimo anche la Coldiretti. Allora, un intervento virtuoso, chiamiamolo pure riordino, ma non è più il riordino degli anni '80, è qualcosa di estremamente pensato, dove intervengono figure diverse, dagli agronomi ovviamente, agli ingegneri, ma anche lo storico del paesaggio, no? L'archeologo nel caso della villa romana, e il paesaggista quale può rendere anche molto bello questo posto e poi non so, i forestali, gli ecologisti, eccetera, anche, insomma, attento a tutte le valenze del territorio, anche alla vita animale, vegetale, alla salute del territorio, alla fruibilità del territorio. Però queste cose sono già acquisite, erano già acquisite in Germania negli anni '80, primi anni '80, dove si è fatto un set-aside diverso, cioè la messa a riposo dei terreni. Si è fatto delle operazioni, alcuni Länder, alcune regioni tedesche hanno costruito un sistema virtuoso, coinvolgendo gli agricoltori, i soldi del set-aside aumentati diventavano degli interventi di manutenzione e ricomposizione in senso virtuoso del paesaggio rurale storico, e oggi sono luoghi che hanno anche un significato come visitazione agrituristica, e dal punto di vista ecologico sono stati fortemente riqualificati, dando anche un reddito agli agricoltori. Allora concludiamo questo discorso che abbiamo fatto con una speranza, manco il convegno e poi esempi positivi per il Friuli. Sì. E guarda che proprio anche il settore di informazione che tu segui, credo, su questo mi impegno anch'io, se vuoi, a segnalarti delle cose, ma è la strada, insomma, anche andare a vedere queste cose nuove che si stanno facendo in termini di fattorie didattiche, di reimpianto di boschi con criteri ecologici, con attenzione ad esempio agli ecotipi, cosa di cui, parlo della Luna, ma un nostro acero campestre
non è l'acero campestre del Canada. no, del Canada, delle Ardenne. Sì, sì. E invece i nostri vivaisti vanno a comprarlo là, te lo mettono qua e poi sì, diciamo, tolgono anche la peculiarità biogenetica delle nostre. Quindi ci sono tante cose da fare volendo, no? Ma io vedo qualcosa sta facendo, se l'agriturismo è agriturismo e non agrifurbismo, se c'è una diversa attenzione per i prodotti tipici, se c'è un grosso apporto anche da parte anche dell'università a pensare a un'agricoltura compatibile. C'è stato il caso delle api, ad esempio, non è indifferente, no? Il mais che si ammala sempre di più, questo probabilmente è dovuto anche alle cultivar che si usano. Cioè, ci sono, oltre che la questione pesticidi, api, c'è tanto da lavorare su questo e ci vogliono apporti interdisciplinari. Le discipline devono mettersi insieme e lavorare. L'importante è che non venga fuori quel dio base, dio denaro, che passa sopra tutto, che cancella tutto, anche perché se chi decide invece di essere qualcosa che decide per la comunità è un comitato d'affari, allora sì, insomma, facciamo dei discorsi del tutto inutili. Insomma. E che però i cittadini hanno l'obbligo di chiedere anche l'obbligo, se hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Pretendi la considerazione. Anche perché il territorio lo vivono loro e i loro figli in prima persona, loro e i loro figli, perché viverlo male? Io ti ringrazio allora e ti saluto. Mandi. Speri in bene. Speri in bene.